La quinta dell'Arcoveggio è un bellissimo confronto per ottimi soggetti di 3 anni. Freccia degli Dei, Freddy dei Veltri, Fort Wasciacchi, Floyd di Girifalco, Falco dell'Est, Fidelis Dance e Fabergé B. Si ritrae dal 6 Fidelis Dance, non parte Fort Wasciacchi e si va con velocissimo Floyd di Girifalco che contiene Falco dell'Est, il quale prova a farsi posto per mettersi secondo in corda e sembra poterci riuscire, ce la fa abbastanza facilmente Antonio Di Nardo. Non sono partiti quelli con i numeri bassi e così. Al comando Floyd di Girifalco nei confronti di Falco dell'Est, la terza posizione per Freccia degli Dei, poi Fabergé B che è partito bene dalla seconda fila, quindi Freddy dei Veltri, Fidelis Dance alla retroguardia, Fort Wasciacchi. 13,9 il veloce lancio con il quale Floyd di Girifalco ha preso la testa e ora gestisce i parziali. 29,8 addirittura 16 la seconda frazione, muove allo scoperto Freddy dei Veltri che risale a spesa minima perché ora il ritmo è molto blando, quello imposto da Floyd di Girifalco che cerca di ridurre la corsa a una volata più breve possibile, addirittura 16,8 impiegata, 46,6 i primi 600 metri. Freddy dei Veltri a spesa zero è arrivato a lato del favorito, in corda rimane Falco dell'Est, in seconda pariglia Fidelis Dance che precede Fabergé B, terzo in corda Freccia degli Dei che precede Fort Wasciacchi. 1, 2 e 3 per i primi 800 metri di corsa. Sulla piegata di destra si continua con in vantaggio Floyd di Girifalco, al suo esterno Freddy dei Veltri, in corda Falco dell'Est, in pariglia Fidelis Dance, chilometro in 1,18,5, assolutamente non di questa categoria. Floyd di Girifalco continua in vantaggio, Freddy dei Veltri non ha interesse a implementare il ritmo all'esterno, è chiuso Falco dell'Est che avrà solo l'opzione open stretch, poi Fidelis Dance e Fabergé B. La retta di là ancora in 15,4, vanno mano nella mano Floyd di Girifalco e Freddy dei Veltri verso la piegata conclusiva, rompe gli indugi Fidelis Dance che sposta in terza corsia, prova a dare il via alla corsa quando siamo ormai però all'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio Floyd di Girifalco che prova a staccare da Falco dell'Est, Freddy dei Veltri, Fidelis Dance, in vantaggio Floyd nei confronti di Falco, Floyd di Girifalco stacca, vince facilissimo nei confronti di Falco dell'Est, al terzo Fidelis Dance. 28,6 ad arrivare, 1,16,1 ragguaglio cronometrico, 13,7 la retta d'arrivo. Tutto semplicissimo per Floyd di Girifalco, Alessandro Gocciadoro, guidatore e allenatore per i colori di Michelangelo Franzese. Facile assunto del figlio di Donato Anovere, Musa del Ronco, che dopo aver preso la testa gestisce i parziali, stacca nel finale, corre bene al secondo Falco dell'Est, al terzo, al largo di tutti, finisce Fidelis Dance nei confronti di Fabergé B che è arrivato senza correre.